Amici di Valderice Web e TVBN, ben trovati. Oggi mi trovo con la poetessa trapanese Palma Mineo, che ha pubblicato recentemente la sua seconda silloge di poesie dialettali, ecco, che vi faccio vedere, dal titolo Coruna di Pinzeri. Ecco, volevo chiedere alla signora Palma, ormai ci conosciamo da tanti anni, volevo chiedere qual è il filo conduttore che lega queste poesie, insomma, contenute in questo suo nuovo libro. Il filo conduttore è generico, perché parla un po' di tutto, dell'amore per la famiglia, per i nipoti, per le persone pure, contro la violenza mi batto pure, insomma, oppure per la natura, per tutto ciò che riguarda la natura, mi colpisce qualche fiore che sta sbocciando, un'ipotesi, ecco che nasce una poesia. Non c'è un filo conduttore unico, è un filo conduttore molto ampio, che si fonda in tanti particolari. Esatto, io ho letto qualche poesia contenuta nel libro, c'è molto effettivamente molte poesie legate alla natura. Ecco, a proposito di natura, le volevo chiedere, signora Palma, perché ha voluto che ci fosse in copertina la Torre di Ligny, che è un emblema della città di Trapani? Sì, perché la Torre di Ligny per me è una cosa molto importante, perché sono nata lì e fino a 25 anni ho vissuto a Torre di Ligny e questo mi rimane nel cuore, perché adesso per andarla a vedere devo uscire di casa, anche se sono sempre a Trapani, perché lì è passata tutta la mia gioventù, l'infanzia, la gioventù, il mare, e quella torre che era davvero una nostra amica. Tutti ci riunivamo a giocare lì il pomeriggio, e poi la mattina anche quando eravamo spensierati naturalmente andavamo a mare lì. Infatti il mare, la Torre di Ligny per me è una cosa molto molto importante, per me e per tutti coloro che ci abitavamo in quel periodo. I miei fratelli, i miei cugini, gli amici, tutti, infatti ogni tanto ci ricontriamo proprio in quella torre, che per noi è molto importante. Io le volevo chiedere, lei vive sin dalla giovinezza una disabilità, e quando ha inciso questa sua disabilità nella sua poesia? No, nella mia poesia ha inciso e non ha inciso, per la verità, perché l'ho superato, insomma, in tutti questi anni, perché sono stata circondata, per la verità, da molti affetti, sia della famiglia, dei miei parenti, di mamma, soprattutto della mia mamma, dai miei nonni, dai vicini, e sono stata sempre circondata di amore, e quindi l'ho superata abbastanza bene, voglio dire. Certo, le difficoltà le ho avute, però me la sono cavata, credo, abbastanza bene. Bellissima testimonianza della signora Palma Mineo, testimonianza di veramente una grinda che non è di coraggio, una cosa che dovrebbero vivere, diciamo, tutte le persone che vivono nella vita delle difficoltà. Le volevo chiedere, lei anche nella sua poesia tratta pure argomenti sul sociale, e oggi la presentazione di questo libro sponsorizza la campagna contro la violenza sulle donne, un posto occupato. Ecco, a tal proposito, cosa vuole dire? Sì, è bene questa associazione, perché effettivamente io pure la condivido moltissimo. Infatti pure c'è una poesia scritta sulla violenza contro le donne, che veramente dovrebbe finire. Questa violenza è troppa violenza c'è, e quindi che ben vengano queste associazioni. Allora, signora Palma, intanto grazie per questa sua bella testimonianza. Leggeremo il libro con molto interesse, e consiglio tutti quelli che ci seguono attraverso i canali social di cercare il libro della signora Palma Mineo, Coruna di Pinzeri, che si trova appunto online anche nelle piattaforme web in cui vendono i libri. Quindi, amici di Valderice Web, amici di TVBN, a risentirci.